Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Tra l'altro questa volta senza questo coso che mi contorna e non mi fa passare un briciolo d'aria nonostante ci sia il ventilatore dietro di me. E oggi siamo qui a parlare di un po' di tutto. È arrivata l'ufficialità di Luperto. Mm, Sinceramente non mi sento di cambiare quella che è la mia opinione, nel senso è un giocatore che ci sta, ci, ci può stare, però sinceramente non mi sembra che si stia alzando il livello, perché secondo me tra Dossena e Luperto ce ne passa. Poi leggo testate che dicono che l'operazione di Luperto è un'operazione fatta bene, è un'operazione logica, e io dico no, perché è vero e non lo è, però facciamo finta che lo sia. Che la plusvalenza di Rosseno è stata una grande cosa perché tu l'hai comprato per 150-200 mila euro e l'hai rivenduto a 8 milioni più 2 di bonus, quindi in totale 10. E ok, ma innanzitutto ci potevi fare ancora di più. E seconda cosa, anche se di poco, Dossena è più giovane di Luperto. E soprattutto Dossena questo era il primo anno in Serie A e visto le capacità, secondo me aveva ampi margini per poter migliorare ancora di più. Quindi tu hai ceduto un potenziale talento che avrebbe potuto ancora incrementare per andare a prendere, per carità, cifra tra virgolette contenuta, ma che secondo me poteva essere ancora un po' di più abbassata, un giocatore che in Serie A ci ha giocato, ha sempre lottato per la salvezza e per quanto sia infaticabile, perché l'anno scorso è stato, credo, l'unico giocatore di movimento che abbia giocato il 100% dei minuti possibili, eh, uno che il suo massimale l'ha già raggiunto e che quindi non ti può dare quel qualcosa in più. È proprio la classica toppa. E secondo me, per quanto riguarda i difensori centrali, c'è da fare un investimento, visto che è stato il reparto che negli anni è stato più disastrato, specie, specie se Mina andrà via. Mo le voci su Mina si sono un po' calmate, sembrerebbe intento a rimanere, quindi staremo a vedere. Poi ho letto al volo alcuni commenti sotto il mio scorso video per quanto riguardava Oristagno. Allora, io ci tengo a specificare che quello che intendevo io non è che Oristagno fosse meglio di Gaetano. A me piacciono tutti e due i giocatori e tutti e due allo stesso modo. Il problema era concettuale, nel senso, una tua squadra rivale sta andando a prendere un giocatore che tu avevi in rosa e potevi pagare allo stesso prezzo, lo sta prendendo appunto allo stesso prezzo senza che tu abbia fatto niente per provare a trattenerlo. Quello era l'idea, non il fatto che Gaetano è meglio di Oristagno. Per me sono bravi tutti e due. Poteva rimanere Gaetano, ero contento. Poteva rimanere Oristagno, ero contento. Potevano rimanere tutti e due, ero ancora più contento. Il problema era banalmente concettuale. Tu avevi un diritto di riscatto fissato a 4 milioni. Poi sì, l'Inter aveva il conto riscatto, ma bisognava vedere se lo avrebbe esercitato o meno. Tu comunque avevi il diritto di riscatto a 4 milioni. Hai deciso di non fare nulla dicendo però che il profilo del ragazzo ti interessava. Detto ciò, come è andata a finire la storia? Che Oristagno andrà al Venezia e tu sei rimasto col cerino in mano così. E a me è quello che dà fastidio. Perché vuol dire che tu tutto quello che mi hai profilato, tutto quello che mi hai detto, tutto quello che cerchi di farmi credere, in realtà è una menzogna bella e buona, ma non è che mi stupisco, ci mancherebbe. Il problema è che diventa una cosa un po' troppo recidiva, veramente un po' troppo.
Se non che comunque per Gaetano sembra ci stiano comunque provando, ma secondo me bisognerà aspettare cosa dice Conte alla fine del ritiro. Detto questo, io volevo commentare con voi i primi articoletti che ho trovato per quanto riguarda il Cagliari. Così, giusto per fare qualcosa, perché alla fine le voci purtroppo sono quelle, nel senso quelle si possono commentare, non è che c'è tanto di cui parlare. Quindi, io direi senza troppi indugi, andiamo qui e ritorniamo sempre sul pianeta Lecce. Piccoli Cagliari, le cifre dell'affare ci ricordano qualcosa. Allora, dall'Atalanta arriveranno il terzino Nadir Zortea e l'ex attaccante giallorosso Roberto Piccoli. Il primo reduce da una dolorosa retrocessione con il Frosinone di Di Francesco ed il secondo protagonista della salvezza dei Salentini. Tra l'altro Piccoli ha fatto anche dei bei gol, se non ricordo male. Il problema è che non mi sembra abbia segnato così tanto da poter giustificare le cifre che girano attorno al suo nome, che comunque andremo a vedere. Allora, Piccoli in prestito, arriverà in prestito oneroso con diritto di riscatto 1 milione subito, 1 milione all'Atalanta e 12 milioni per il riscatto, qualora il calciatore dovesse convincere Giulini. Quindi questo cosa ci sta dicendo? Già in anticipo, Piccoli non verrà mai riscattato. Ne sono certo, è una cifra importante, è una cifra che il Cagliari credo abbia speso soltanto 2 volte nella sua storia, una cifra superiore ai 10 milioni, e se non mi sbaglio uno era per Pavoletti e l'altro era per Nandez. Sono cifre veramente molto molto importanti e a meno che Piccoli non faccia il devasto, dubito fortemente che il Cagliari potrà andare a spendere una cifra simile. Invece molto molto più interessante è la cifra per Zortea, perché invece per Zortea si tratta di un arrivo a titolo definitivo alla cifra di 5 milioni di euro, lasciando definitivamente Bergamo dopo una serie di prestiti. Questo invece è molto interessante perché penso che sia per il momento uno dei pochi acquisti effettivamente azzeccati e mi stupisce tra l'altro che l'Atalanta lo vada a cedere per una cifra così irrisoria perché comunque il ragazzo è giovane, ha talento, ha fatto bene e mi sembra strano che venga ceduto veramente a così poco. Tra l'altro la cosa bella è che Zortea, vado a controllare un attimo così al volo perché io credo che lui possa fare anche l'esterno a tutta fascia in un centrocampo a 5, possa fare il quinto, oltre che al terzino, giusto per curiosità, perché questo potrebbe essere ancora... e infatti, CD, quindi può fare l'esterno e il terzino. E io direi che è tanta roba questa cosa, è veramente tanta roba, lo prenderei subito. Questo, però, attenzione, se arriva Zortea, ovviamente oltre a essere ceduto di Pardo, perché sarebbe evidentemente un elemento di troppo, mi devi retrocedere Zappa a Panchinaro, perché se no l'acquisto di Zortea secondo me non assume più senso, per come la vedo io, perché le qualità del ragazzo sono notevoli. È giovane, Zappa, se non mi sbaglio, credo abbia gli stessi anni, ma con molta più esperienza in Serie A. Mamma mia, come cazzo ho scritto Gabriele? Credo anche lui sia del 99. E infatti sono tutti e due del 99. Però Zappa sono già parecchi anni che gioca in Serie A. E per come la vedo io continuo a essere abbastanza di parte per quanto riguarda Zappa. Io credo che il livello tecnico del ragazzo
Tra l'altro voi non state vedendo niente, nel senso ce l'ho tutto zoomato così piccoletto. Comunque, 22 dicembre 99, Zortea 19 giugno 99. Le qualità tecniche dimostrate da Zappa secondo me sono inferiori a quelle dimostrate da Zortea, quindi se Zortea arriva io mi auspico sia per fare il titolare e sarebbe sicuramente quell'upgrade, quel tassello in più, quello che diceva Bonato in conferenza stampa, sarebbe effettivamente una riprova di quello che è stato detto e io lì alzerei le mani e direi effettivamente Bonato, hai fatto quello che hai detto e hai ragione. Poi qua si parla sempre di un doppio colpo dall'Atalanta, ehm, Piccoli e Zortea, però attenzione alla situazione Palomino, perché anche Palomino, che tra l'altro è un ex pallino del Cagliari perché è stato più volte cercato, è andato in scadenza di contratto con l'Atalanta e, 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 ecco, per quanto a me Palomino non mi faccia impazzire, c'è da dire che lui con la difesa a 3 ha giocato, sa giocare e sarebbe un acquisto molto molto più intelligente, molto molto più intelligente. Quindi io cosa farei? Andrei a prendere Palomino cercando di strappare il minimo di stipendio perché purtroppo essendo svincolato per accaparrartelo dovrai cercare di offrirgli uno stipendio un po' più elevato visto che non c'è la trattativa con la squadra. Cercherei di strappargli il minimo sindacabile per lo stipendio, però lo andrei a prendere perché a questo punto avrebbe senso andare a prendere sia Palomino che Luperto, però andare a cedere uno dei due che è arrivato l'anno scorso e per come la vedo io, Trazzi, Diagos e Viedesca, secondo me, mio giudizio personale, quindi altamente sindacabile, potrebbe essere Viedesca quello più utile a partire, perché tra i due è quello che secondo me ha meno margini di miglioramento. O banalmente tra i due è quello che è meno bravo. Paradossalmente, perché secondo me sul campo ha dimostrato di più Vietesca di saperci stare piuttosto che Azidiakos. Però io faccio fatica veramente a pensare che un giocatore che ha giocato in nazionale, che ha giocato in conference, che ha giocato in Europa League possa essere una pippa così immane, visto che era anche il capitano. Mi sembra veramente assurdo. Quindi io punterei su Azidiakos. E secondo me, con quei colpi lì, potremmo anche aver aggiustato la difesa. Però ovviamente qualsiasi giudizio sui giocatori dovrà essere il campo a darlo. Noi ci limitiamo a questi chiacchiericci un po' così estivi, ma perché se no non veramente dobbiamo sta zitti e muti. Quindi un minimo di discorso bisogna farlo. È chiaro che però l'unico giudice dovrà essere il campo perché è così. Poi, Cagliari Felici è fatta stando a Calcio Castello, le cifre dell'accordo. Tra l'altro adesso mi è arrivata una notifica sull'orologio da parte di OneFootball, la Padula verso il Brasile. Ne parliamo al volo, sembra che ci sia un interesse, se non mi sbaglio, dell'Atletico Mineiro per la Padula. Se lo vogliono io gli faccio un pacchetto bello caruccio, tutto caruccio e glielo spedisco prima di subito. Anche perché se no non avrebbe senso nemmeno l'arrivo di Piccoli. Oddio, ci avrebbe senso se poi vai a giocare col 3-5-2 con due punte o col 3-4-1-2. Però vabbè. Comunque, il Cagliari ha raggiunto l'accordo con la Feralpi Salò per Mattia Felici, tra l'altro giocatore che è già sbarcato ad Elmas. Il giocatore arriverà in Sardegna a titolo definitivo. Le cifre 1 milione di euro più il prestito di Cavuoti. Allora, io non mi permetto di giudicare Felici perché non ho praticamente mai visto la Feralpi Salò quest'anno. Ne ho viste molte poche di partite di Serie B e quasi mai della Feralpi. Da quello che ho capito, lui è una punta. No, è un'ala sinistra. Ok, è un'ala sinistra, quindi potrebbe fare. Tra l'altro qui ci stanno due Cagliari, uno 45% e uno 81. Ok. E potrebbe fare il quinto a sinistra. Potrebbe fare l'esterno a sinistra. Se io ha giocato 45 partite come ala sinistra, 5 partite come punta centrale, 7 come seconda punta, 10 come trequartista
e 16 come esterno di sinistra. Quindi sostanzialmente può fare quasi un po' tutto là davanti, ma il suo ruolo naturale è sulla fascia sinistra. Bene, bene, perché questo potrebbe essere, secondo me, per come la vedo io, il sostituto di Lumumbo. Al momento attuale credo sia o comunque il sostituto di Lumumbo o il sostituto sostanzialmente di Gaetano o Oristanio. Comunque un giocatore subentrante, sicuramente non parte per fare il titolare, che occupa quella fascia di campo. Il problema è che alla sinistra ci posso pure stare. Esterno sinistro con tutto quello che vedo qui non mi ha un granché senso perché mi sembra un giocatore principalmente che sa fare la fase offensiva e non la fase difensiva. Quindi su quella fascia mi immagino più che altro magari un Augello piuttosto che un Felici. Quindi questo mi fa pensare magari a un 3-4-3, quindi con un Augello che ha compiti principalmente più difensivi, ma con licenza di andare in avanti, ma la fase offensiva sarà fatta prevalentemente dalle due ali. Questo potrebbe essere l'unica soluzione logica, secondo me, per giustificare un acquisto come Felici, perché effettivamente, secondo me, altrimenti non troverebbe logica. Lo puoi far giocare come prima punta, però se il suo ruolo è naturale è l'ala sinistra, io adesso non so con la Feralpi in che ruoli ha giocato. Se io cerco 23-24 a schermo qua mi dovrebbe ok. Anzi, con la Feralpi ha giocato prevalentemente come esterno sinistro. Ha giocato prevalentemente come esterno sinistro. Ok, ok, quindi va a puttane tutto quello che ho detto. Vabbè, sono curioso comunque, sono molto curioso. E poi, articolo di Tutto Cagliari, chiudiamo qua in bellezza. In realtà non chiudiamo perché poi c'è un altro argomento da affrontare. Gaetano torna a lavorare con la divisa del Cagliari. Io personalmente non l'ho vista questa cosa. Curiosa stories sul profilo social, quella condivisa da Gianluca Gaetano, il fantasista di proprietà del Cagliari, rientrato a Napoli per fine prestito, ha ripreso i lavori a titolo personale, coadiuvato da un personal trainer, e lo ha fatto con la divisa ufficiale del Cagliari Calcio, tra l'altro sfoggiata con orgoglio. Sarà un segnale di un suo ritorno in Sardegna? Ci auguriamo tutti di sì. Ce lo auguriamo vivamente che sia così. Detto questo, voglio concludere questo intervento con una nota a margine che mi sento di dover fare. E lo faccio facendovi vedere questa cosa. Allora, Luigi Palomba, ufficiale, è stato ceduto in prestito alla Vispesaro. Prendo direttamente l'articolo uscito sul sito del Cagliari, giusto per farvi vedere. Tra l'altro il sito del Cagliari è diventato più pesante col restyling, perché ci mette di più a caricare. Però vabbè, glielo perdono perché effettivamente esteticamente parlando è molto bello il nuovo sito del Cagliari. Aveva bisogno di essere rifatto effettivamente. Vabbè, non carica. Comunque, eccolo. Palomba alla Vispesaro. Ok. Ci sta, ci può non stare. Non sono io a poter sindacare perché non l'ho visto gli ultimi tempi con la Primavera. Non l'ho visto quest'anno con l'Olbia, quindi non mi permetto di giudicarlo. Però torno a schermo intero perché secondo me è doveroso fare una... Anzi no, non lo faccio. È un argomento che mi terrò per un video apposito. Ho cambiato idea all'ultimo, me la tengo per il video. Perché secondo me questo è un ragionamento che bisogna incominciare seriamente a fare. Non vi spoilerò nulla, forse qualcuno avrà già capito, però è un ragionamento che a questo punto me lo tengo per un video. A parte, bello e buono. Comunque, queste sono le notizie, ragazzi. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. E detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video.
Belli, regà.